So che è sera e probabilmente questo video durerà più o meno 10 minuti, però a caricarsi ci mette 2 ore. È sera, guardo solo, sono le 10:30. Sto per finire il puzzle, quindi vi faccio vedere solo quello che ho fatto. Tutto questo, manca solo questa parte qui. Lo so, non sapevo cosa fare. Tanto c'è un altro puzzle. Questo sarebbe più o meno come una stagione. Questa sarebbe la stagione 1. Poi vi faccio solo vedere l'altro puzzle. L'altro puzzle è sempre. Questo puzzle è sempre di 500 pezzi. E la 500 punto. Non so, so che era 500. Se riesco vi faccio vedere anche i pezzi. 500, si vede al contrario. Non so. No. Vabbè, adesso lo rimetto a posto. E faccio il puzzle così. Così vi faccio vedere anche com'è. Non per non farlo domani mattina. Così mentre dormo si carica il video. Ho scoperto una cosa come fare ho scoperto come fare il puzzle. Se io, se io per dire tocco qui è abbastanza liscio se tocco il puzzle. Se faccio così è liscio, se faccio così è più, un po' più, sento come delle piccole montagnole. Io ho pensato, se io sento qui che è liscio, andrà così il pezzo, che è così liscio, così un po' più ruvido, come nella scatola. Si fa anche rumore, non so se si sentirà. E qua fa lo stesso rumore, però un po' di meno perché ci sono tutti i pezzi attaccati e non può fare lo stesso rumore. Non so se si sente, lo faccio qui vicino. Non so se si è sentito, però fa rumore se faccio così, non fa rumore se faccio così. Se faccio così il rumore, così no. E così io riesco a distinguere, perché così se non è liscio, allora è l'altro. Quindi devo tenerlo i pezzi con queste righe che vedo. Se mi avvicino tanto tanto vedo delle righe. Comunque sto andando bene con il puzzle. Fra un po' credo che finisco. È per questo che ho fatto il video a quest'ora. Che sono le 10:30 passate. Sì. Ok. Questo andrà così. Ok. Comunque questo puzzle è molto bello. È molto bello, ma è anche molto difficile. Proprio per questo motivo che è 3D, che si muove tutto se mi muovo. E qui sotto di me c'è il mio cane, quindi se sentite respirare velocemente è il mio cane. Ah, ho sbagliato, andava così, andava così. Ok. Un po' sono stanco che ho passato molto tempo qui a provare a fare questo puzzle. Io faccio il puzzle così perché non volevo fare troppe puntate di questa serie. Comunque io sto andando avanti qui. Alcuni pezzi dovrò aspettare prima di metterli perché proprio
perché staranno qui in mezzo dove non ci sono ancora i pezzi per unirli. Comunque qui sta procedendo abbastanza bene. Allora, spero che siate solo bene, iscrivetevi a questo canale che è molto bello. Porterò altri generi di video poi, dopo aver finito tutti i puzzle, finisco i puzzle e penso che inizio a fare i video sui giochi. Che noia, qua non trovo i pezzi, devo cercare. Comunque sentite che c'è il mio cane qui sotto. Volevo uscire. Finalmente ho trovato un altro pezzo. Basta! Chris! Vabbè, non fa niente. A me non disturba tanto. Non ci posso fare niente se non vuole che smettere. Comunque non so se vi dà fastidio. Non so. Iscrivetevi a questo canale, se no Babbo Natale non vi porta i regali. Però io non ci credo a Babbo Natale, non so voi. Forse so dove va questo altro pezzo. Non va qui. Perfetto, non trovo neanche un altro pezzo. Come... non so. Non so proprio cosa dire. Però sto trovando tutti i pezzi. Che ne mancano neanche... Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi. 6 pezzi. Mi sto un po' concentrando qui. Ok. Spero solo che non avete preso il virus. Perché se avete preso il virus mi dispiace, non ci posso fare niente. Non voglio farlo tutto di seguito senza tagli, o almeno meno tagli possibile. Poi comunque più tardi, quando finisco il puzzle, volevo guardarmi un film horror da solo con le luci spente, senza questa luce anche qui dietro, qui sopra. No, in realtà quella la lascio accesa perché un po' ho paura, senza. Con quella è un po'... mi fa fare un po' meno cacca addosso. Ok. Comunque, cioè, ho quasi finito il puzzle. Sì, cioè, posso dire che ho finito il puzzle. Mi manca l'ultimo pezzo. Completato. Ecco il puzzle completo.